Si riparte e per la seconda volta consecutiva proprio con Giovanni Castronovo. La prima volta è stata nella stagione 2011, quando l'allora presidente dell'Agrigentina di promozione fece fusione con l'Agragas, cambiando immediatamente denominazione sociale in Agragas Città dei Templi. Il resto è storia recente e fu quella la scintilla che permise alla compagine biancazzurra di approdare tra i professionisti, grazie anche all'avvento di nuovi dirigenti e soci. Adesso l'Akragas, con grande umiltà e voglia di fare, si appresta ad aprire un nuovo ciclo, facendo tesoro degli errori del passato. Da alcune settimane si è parlato di una imprenditrice lombarda con idee innovative e tanta voglia di fare calcio d'Agrigento. Giovedì scorso Sonia Giordano, questo è il suo nome, si è presentata alla stampa e ai numerosi tifosi presenti, rispondendo di buon grado alle domande di giornalisti e di qualche tifoso. È stata molto esauriente nelle risposte, rimarcando con forza la volontà di sposare il progetto Akragas con grande impegno. Ma vediamo cosa ci racconta il presidente Giovanni Castronovo con questa intervista. L'obiettivo principale è di costruire intanto una società solida che possa supportare il progetto sportivo. L'anno scorso è stato l'anno zero, abbiamo fatto tutto di corsa, quest'anno già siamo più maturi, più temprati e quindi sulla base delle esperienze e degli errori del passato cercheremo intanto di costruire una società ben strutturata, non solo sotto il profilo economico ma anche sotto il profilo gestionale, sotto il profilo della ripartizione delle competenze. Dopodiché passeremo alla fase 2 che sarà l'individuazione del tecnico che dovrà guidare l'Agragas la stagione 2020-2021 e dobbiamo essere attenti perché i numeri dicono che l'anno scorso comunque ci sono stati degli errori viste le 2 dimissioni dei tecnici che erano stati indicati e poi una squadra che ovviamente la costruiremo nel momento in cui avremo una certezza sulla categoria. Dovrebbe essere una squadra che può ben figurare in Serie D e che comunque se dobbiamo fare in eccellenza deve lottare per vincere, senza se e senza ma. E noi, come diceva Sonia, siamo stati abituati sempre a fare calcio ora per adesso, cioè si inizia la stagione, vediamo come arriviamo a giugno, poi a giugno ognuno a casa propria, no, qui si inizia e si fa un progetto pluriennale perché comunque quando tu hai un pubblico così passionale, quando sei presidente o dirigente di una società prestigiosa come Agrigento non puoi limitarti a occuparti dell'immediato, devi buttare le basi futuro per una programmazione di giovani e una crescita della società e poi questo piccolo modello Atalanta che propone Sonia ci vede assolutamente in linea, in sintonia, anche perché fra qualche anno anziché dover andare a individuare gli under e doverli prendere da fuori ce li facciamo in casa e quindi il prodotto agrigentino può essere anche un prodotto appetibile nel mondo del calcio, visto che ormai a calcio i ragazzini non giocano più. Vogliamo lavorare con umiltà, affari spenti, senza proclami, però la presenza di Sonia adesso è dimostrazione tangibile del fatto che durante il periodo del Covid anche da casa abbiamo lavorato. I contatti sono stati fluidi e oggi cogliamo il risultato. L'obiettivo è fare una società quanto più forte possibile, quindi chiunque abbia a cuore il nostro progetto, vuole sposare il modello Agragas, le porte sono aperte. Poi se queste persone, come dire, si adeguano e vogliono seguire la strada tracciata da Sonia Giordano, che ben vengano. Ovviamente adesso non possiamo più debordare rispetto alla strada che è stata tracciata.